amici, ecco qui gli ingredienti pronti per preparare sosguefos o isguefos come vengono chiamati in campidanese. Sono quelle praline tonde buonissime che verranno poi avvolte nella carta velina. Faremo insieme un impasto piccolo da 250 g di farina di mandorle, vedete, già pronta, 250 g di zucchero semolato, un limone bello biologico, ve lo ricordo sempre. Poi ci servirà il liquore, metterò il sambuca, un liquore neutro bianco, mezzo bicchiere circa e circa 150 ml di acqua per preparare lo sciroppo. Pochissimi ingredienti come vedete. Andiamo allora a preparare sosguefos. Allora iniziamo a preparare i dolcetti sosguefos. Vedete, mettiamo un pentolino antiaderente possibilmente in un fornello, mettiamo l'acqua e subito lo zucchero, perché come vi ho detto dobbiamo preparare lo sciroppo. Sciugliamo bene e aspettiamo che vada in ebollizione. Vedete che è completamente sciolto lo zucchero nello sciroppo, lo sciroppo c'è già, ci sono tante bolle e adesso mettiamo dentro anche il limone freschissimo, giriamo, fra qualche minuto metteremo anche il liquore, il sambuca e poi quando è pronto a circa 103-105 gradi, poi lo proveremo anche, dobbiamo mettere dentro le mandorle. Mettiamo dentro anche il liquore. Che profumo! Troppo buono! Non è ancora pronto, non fila. Lo sciroppo è pronto, ho messo anche un termometro interno, di quelli per metterli sul fuoco internamente, arrivato a circa 104-105. Abbiamo fatto anche la prova, a questo punto. Mettiamo dentro tutte le mandorle, anche tutte insieme, vi ricordo 250 grammi, un impasto piccolino. Soprattutto le prime volte fatelo piccolo per prendere confidenza, altrimenti si può fare anche naturalmente da 500 grammi. Giriamo in continuazione, vedete? Prendiamo tutto dai bordi, bene. E una cosa anche veloce a questo punto, quando l'impasto comincia a staccarsi dai bordi, è pronto. Giriamo per non farlo attaccare. È ancora molle, lo cuocio ancora un pochino. Si riprenderà anche da solo dopo, perché dopo lo mettiamo in una pirofila un po' per asciugarsi e un po' si rapprende. Poi noi le daremo di nuovo vita, ci bagneremo le mani nel liquore e faremo le palline. Troppo buono questo dolcetto, anche se è anche molto semplice da fare, come vedrete. Giriamo ancora. Questo impasto l'avremmo dovuto usare per fare i raviolini di mandorle, quelli di carnevale, vi ho fatto anche un altro filmato, in YouTube lo trovate, l'avrei già portato giù dal fuoco perché vuole un po' più liscio. Qui lo mando ancora, ma neanche 50 secondi, vediamo.
L'impasto è bello e diciamo che è pronto. Perché giro ancora, spegniamo il fuoco. Travasiamo tutto in una pirofila e aspettiamo un po' che si raffreddi prima naturalmente di iniziare a fare le palline, altrimenti ci bruciamo. Eccolo. Questo poi me lo mangio, lo assaggio. Facciamo così. Ci metto anche un po' di liquore sopra per tenerlo morbido. Così. E lo copro. Un centrino a mano con la velina per il cestino dove andremo a mettere i sosguefos con lo zucchero. Vedete? Questo è un foglio di velina, l'ho messo doppio, così, chiuso da tutte e due le parti, le punte, chiuso qui e qui. Prendo la punta e la faccio così, tipo freccia. La faccio ancora un'altra volta. Adesso misuro il centro del cestino, eccolo qui, e metto la punta. Lo abbasso. Se io voglio un centrino basso che rimanga dentro il cestino, lo taglierò qui. Se voglio invece che salga anche, che esca poco a poco dal cestino, lo taglierò più in su. Io penso di tagliarlo proprio alla fine della piega. Adesso lo abbelliamo un pochino. Facciamo un festone o anche a punta lo possiamo fare. Facciamo il festone. Possiamo fare grandi, piccoli, come vogliamo. Lo abbelliamo ancora. Qui facciamo dei piccoli taglietti, in modo che poi sopra si vedano. Questo è tutto secondo la nostra fantasia. Ci sono delle vere e proprie maestre che fanno dei centri bellissimi e poi anche quelli piccolini che ci serviranno per involgere i dolcetti. Facciamo ancora qualche decoro. Questo si apre ed è bellissimo. Anche da questa parte. Qui in punta facciamo un festone sì, un festone no, facciamo delle frange. Uno sì, uno no, lo facciamo qui. Adesso delicatamente lo apriamo.
Andiamo ad aprirlo se ce la facciamo. Piano piano. Sì, è così stretto, ok. Eccolo. Ci siamo. Piano piano. Iniziamo allora la formatura delle palline. Non devono essere molto grandi. Facciamo circa 15 grammi, ma sono anche grandette. Va bene anche 13 o 14. Intanto ne proviamo una. Questa è 17, la abbasso un pochino. Questa è 13. Ne aggiungo un pochino, la faremo 14. Questa è pronta. Cosa faccio? Mi bagno le dita nel liquore, prendo il pezzo, anche con un cucchiaio ci aiutiamo, lo amalgamiamo bene un pochino e poi nel palmo della mano facciamo le palline. Devono essere belle ferme. La pallina non si deve sedere, come si dice, no? Deve rimanere bella tonda. Eccola. E a questo punto andiamo a metterla nello zucchero. Io lo faccio a occhio, pressa poco. (13, 14, massimo 15 devono essere. Cercate di amalgamarle bene così, girare nel palmo della mano, tanto c'è anche un po' di liquore lì, le dà un buon sapore e le dà anche la sua morbidezza. Dobbiamo sentire, non deve essere vuota internamente. Allora vedete le palline sono tutte pronte nello zucchero, le lasciamo asciugare prima poi di incartarle. Amici, allora prepariamo insieme i foglietti, le veline per avvolgere sosgueffos. Abbiamo un foglio grande di questa carta velina apposta per dolci che ho piegato in due. Adesso ancora in due. Così in due e ancora in due. Non lo apriamo di fianco, lo faremo dopo.
Prima passiamo a fare le frange con le forbici. Possono essere più grandi, medi o anche piccolini. Facciamo quello classico da una parte e dall'altra. Iniziamo con questi piccoli. Li possiamo fare stretti, più larghi, come più vi piacciono. Ci sono anche delle forbici che sono già con delle zigrature qua che lo fanno bellino, Così semplicemente come si facevano sempre una volta. Ci sono anche delle macchinette da comprare, però bisogna farlo ad uno, vengono molto 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 carini. A questo diciamo che è accessibile a tutti, lo possono fare anche i bambini. Passiamo adesso all'altra parte. Se non sono tutti della stessa lunghezza i taglietti, non preoccupatevi, tanto poi quando il dolce verrà avvolto non si noterà più di tanto. Procediamo a tagliarli i bordi, perché altrimenti quando poi lo apriamo troveremo tutti i foglietti chiusi. Non li ho aperti prima perché altrimenti durante la sfragliatura si spostano. Facciamo anche qui giù, certamente, perché anche qui li abbiamo fatti doppi, anche da questa parte. Vedete, ne taglieremo un pezzettino proprio. E adesso andando ad aprirlo, naturalmente, verrà fuori tranquillamente. Chiuso qui e qui. Li vogliamo più grandetti, li lasciamo così e pieghiamo, altrimenti possiamo farlo ancora doppio. Chiuso qui e qui, sempre qui e qui. Facciamo la freccia, un'altra piega ancora. Praticamente vengono così. Noi qui adesso lo tagliamo. Io questo pezzo lo userò per avvolgerli internamente e li abbelliamo. Facciamo qualche taglio, facciamo i festoni, grandi o piccoli come volete. Lo abbelliamo ancora. Questo sempre secondo la propria fantasia. Anche qui. Perché poi ce lo ritroveremo internamente. Possiamo lasciarlo semplicemente così. Vedete? Apriamo. Sono due.
Ne facciamo un altro. Questo è uno. Incominciamo ad avvolgerne la velina. Facciamo la classica caramella. Io sempre cerco di avvolgerlo anche in un'altra piccola carta velina lunga. Poggiamo qui al centro, infiliamo da una parte e dall'altra. Questo si può fare anche un po' più corto. La caramella. Oppure possiamo fare anche così, tipo bonbon. Addoppiamo, lo prendiamo in mano così. Questo lo portiamo internamente, all'altra parte le facciamo una piccola pieghettina finché rimanga ferma e lo portiamo qui e poi giriamo. Rimane anche in piedi questo. Un altro. Al centro, andiamo con la mano sotto e facciamo il fiorellino, stringiamo in punta, così basta stringere senza neanche avvolgere. Questo un po' più piccolino. Bellino lo stesso. Lo apriamo un po'.
avete visto dal filmato, vi ho appena presentato un dolcetto tipico della tradizione sarda, sicuramente secondo me il più semplice. Sosgueffos, come lo chiamiamo noi nel Guincer, oppure i sgueffos, meglio conosciuti in campidanese. Non mancano mai nei cestini della tradizione dei dolci sardi, misti infatti ad altri, perché questi vengono avvolti in carta velina, bianchi o colorati, dipende dalla festa che ricorre, insomma. E stavo dicendo che è un dolce veramente semplice da fare, non c'è farina, quindi lo può mangiare anche un celiaco, solo mandorle in purezza, zucchero, che formeremo lo sciroppo appunto come avete visto, limone buono e liquore, può essere il maraschino o il sambuca, io ho usato il sambuca, un liquore bianco insomma. Allora, cari amici, vi ho fatto vedere come preparare le veline. Lo potete fare secondo la vostra fantasia. Ci può essere questa sfrangiata da una parte e dall'altra, la semplice e classica caramella, conosciuta proprio da tutti. E poi ci può essere anche a volte in un altro modo, così sempre una caramella alta che rimane anche ferma così, troppo bellina. E poi ci sono gli altri fiorellini. Naturalmente vuole tutto sfrangiato sopra con dei ricami come voi preferite, uno diverso dall'altro, vedete come sono carini, fanno una figurona, eccoli qui, poi fatti e preparati con le proprie mani dà davvero un senso proprio di orgoglio. Allora, cari amici, io vi ho fatto vedere anche come rivestire un cestino con un centrino fatto da voi con la carta velina. Naturalmente un centrino di lino con il pizzo è bellissimo, però vi assicuro che anche questi fanno la loro figura. Se trovate per esempio un cestino, se avete, non trovate un cestino come questo per esempio, possiamo decidere di fare, misurando come vi ho fatto vedere, un centrino così, che abbassi, che rimanga basso e rimangono i bordi un po' aperti a vista. Invece se abbiamo un cestino così piccolo, possiamo decidere di farlo così. Guardate che carino, semplici passaggi, Lo mettiamo così, copre appena il tutto. Guardate che meraviglia. Oppure possiamo decidere anche che questo cestinetto dai bordi alti possiamo fare il centrino con i bordi alti che esca proprio dai bordi del cestino. Ed eccolo qui, lo sistemiamo. Guardate la meraviglia. Voi immaginatevi questo pieno per esempio di dolci sardi, gli amaretti per esempio, e tutto intorno i sgueffos. Allora, vi invito a preparare i dolcetti che vi ho presentato. Se avete piacere, me li mandate le vostre foto, mi fa piacere vederle, perché ogni volta che metto una ricetta ho piacere quando mi scrivete che le avete anche preparate. E per finire, io vi invito sempre ad iscrivervi al mio canale YouTube, oltre a seguire anche la mia pagina principale Instagram. In YouTube fate l'iscrizione, come vi dicevo, tanto è gratis, e attivate anche la campanella, così verrete avvisati ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Allora vi ringrazio per aver seguito tutto il video e se tutto questo vi è piaciuto lasciatemi un cuoricino, un like come si dice nel gergo dei social. Vi saluto allora, a presto, ciao!